Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Questa mattina sto lasciando il mio grazioso paesino di Telti e sono diretto all'incantevole baia di Porto Taverna, 700 metri di candida sabbia e cristalline acque che volgono lo sguardo sull'imponente isola di Tavolara e facenti capo al comune di Loiri Porto San Paolo. Oggi in particolare la raggiungeremo tralasciando la viabilità ordinaria ed immergendoci negli scenari dell'entroterra di questo comune sparso. Ecco avventurieri, iniziamo a svoltare per Aratena, la frazione del comune di Telti. Oggi godiamo di particolari panorami. Percorrendo queste stradine secondarie si apprezza appieno la tranquillità della Sardegna in questo periodo. Si viene abbracciati dalla natura. Qui c'è la villa di un noto chef, villa da campo. Ecco, vedete avventurieri, questa è la chiesetta qua di Aratena, in mezzo tra i boschi. Noi continuiamo verso Enas. Guardate avventurieri, ora qua si apre la veduta su Olbia, la bellissima isola di Tavolara. Ora noi stiamo andando verso l'isola, raggiungeremo la bellissima spiaggia di Porto Taverna, l'obiettivo di oggi. Guardate che tornanti stretti, però sono interamente asfaltati. Facciamo il comune di Telti. Qui la pendenza è notevole, guardate, quella è la Olbia Sassari, strada a 4 corsie. Davvero scenografica questa stradina. Qui stiamo arrivando in prossimità di un passaggio a livello. Ora dobbiamo proseguire per Enas, Sassari Telti, dovremo andare di qua. Fiancheggiamo la ferrovia. Questo pezzo ancora non è stato ripristinato, guardate, ci sono delle pozze. Ma è giusto un piccolo tratto, poi interamente asfaltata nuovamente. Stiamo arrivando al ponticello, guardate, il fiumiciattolo scorre e ora proseguiamo per Enas. Abbiamo lasciato le deviazioni per lo scorrimento veloce e stiamo proseguendo lungo questa stradina che ci conduce ad Enas. Siamo già nelle frazioni di Loiri Porto San Paolo. Ecco avventurieri, ora stiamo facendo ingresso ad Enas. Questa è la frazione di Enas, guardate, una bella chiesetta. Questa è la casa di Enas, questa è una bella chiesetta, guardate. Ora non
vi so dire a quale santo sia dedicata, magari lo aggiungo mentre edito il video. Continuiamo per Loiri, ora andiamo in pratica verso la parte del comune che sta all'entroterra. Non tutti sanno infatti che Loiri Porto San Paolo è praticamente un comune esteso, nel senso che ha una frazione che dà sul mare, quella turistica, anticamente un villaggio di pescatori, e questa invece che è più collinare nell'entroterra, in cui si trova il comune. Guardate, da qui si vede anche Capo Figari. Molto spesso percorrendo queste stradine secondarie si notano particolari che nella viabilità ordinaria non riesci a percepire, a vedere, sia perché sei concentrato nel traffico, sia perché si aprono nuovi orizzonti, appunto, nuove vedute. Ecco, qui siamo arrivati alla rotatoria che collega Berchiteso a Loiri. Proseguiamo per Loiri. Questa è un'altra frazione, Zappalì, e qui stiamo facendo ingresso a Loiri, il capoluogo comunale di questo territorio, che comprende anche Porto Taverna, la nostra meta di oggi. Qui c'è la chiesa di San Nicola di Bari. Noi proseguiamo per Strudda, attraversiamo questo piccolo centro. Vedete, questo è il comune. E qui svoltiamo per Strudda, Porto San Paolo. Andiamo verso la marina. Vedete, questa è un'altra frazione, Montelittu. Qui siamo arrivati a Strudda. Qui stiamo andando verso la frazione di Santa Giusta, sempre facente capo al comune di Loiri Porto San Paolo. Vi ricordo che stiamo facendo in pratica un percorso alternativo per raggiungere Porto Taverna, che va al di fuori delle solite strade ordinarie, passando quindi per le frazioni. Ecco, vedete, qui siamo arrivati alla chiesetta di Santa Giusta. Guardate che carina, che rappresenta una testimonianza del fatto che questo territorio era abitato fin dai tempi antichi. Erano presenti insediamenti umani già da tempo. Dovrebbe essere una chiesa di epoca medievale. Qui stiamo facendo ingresso a Facileti, anche questa frazione di Loiri Porto San Paolo. E ora finalmente la venuta di Tavolara ci preannuncia l'arrivo alla marina, alla zona costiera di questo comune. Quindi siamo passati per l'entroterra e ora siamo arrivati alla zona turistica, che durante l'estate si riempie veramente tanto.
tanto da passare da 4.000 abitanti a più di 15.000. Qui siamo sulla SS 125 a chilometro 300, vedete. Ora svoltiamo per Porto Taverna, stiamo arrivando alla meta di oggi. Visto che sono con un enduro, facciamo accesso dalla laguna, poi andremo a vedere la cittadina. Ma questo ambiente è bellissimo, qua ci sono i fenicotteri rosa, diverse specie migratorie. E pensare che in passato questo territorio era considerato poco sicuro, sia perché era soggetto alle invasioni barbariche, sia perché era una zona dove c'era la malaria. Solo infatti dopo la seconda guerra mondiale qua è stato tutto bonificato. Proviamo a proseguire di qua, guardate, questo è lo scenario della laguna. Fenicotteri per il momento non ne ho ancora visto. Guardate che spettacolo, poi vedremo tutto meglio con il drone. Qui ci sono dei chioschi bar e Sua Maestà Tavolara, guardate che scenari. Allora avventurieri, ora salutiamo Scherden e ci incamminiamo verso quest'altra meravigliosa spiaggia del nord-est Sardegna, che molti di voi avranno frequentato durante il periodo estivo, ma che non hanno mai visto durante il riposo autunnale, o meglio invernale. Guardate, iniziamo questa camminata verso Tavolara e Porto Taverna. Guardate gli scenari della laguna. Questo posto è bellissimo proprio perché è un connubio tra laguna e mare. Gli avventurieri, questi sono i fenicotteri rosa. Vediamo se riesco a zoomarli un po'. Sono bellissimi. È davvero uno spettacolo. Guardate, Tavolara vista da questo lato è meravigliosa in questa giornata paradisiaca in pieno inverno. Ci saranno 15 gradi. Guardate avventurieri, è davvero meraviglioso fare una passeggiata in questo scenario particolare. Avventurieri, siamo ormai prossimi alla distesa di sabbia, gli ultimi metri sulla passerella in legno. Questo sono il villaggio turistico di Porto Taverna. Guardate, si può accedere anche di là, poi vi porterò anche di là. Ora volevo fare questa bellissima passeggiata alla laguna. Guardate che spettacolo. Ora lasciamo il paesaggio lagunare e ci dirigiamo verso la splendida spiaggia bianca, la chilometrica spiaggia bianca di Porto Taverna. Guardate, qui stiamo già calpestando la prima sabbia e fra poco vedremo queste acque splendide tutte per noi e giusto qualche anima. Guardate avventurieri, ora sono proprio al centro di questa bellissima spiaggia, una tra le più belle del nord-est della Sardegna, e visitarla in questo periodo ho come la sensazione che tutta questa meraviglia
sia qui per me è spettacolare, è una sensazione unica. Guardate la trasparenza di queste acque, questa giornata splendida, davvero stupenda. Bene avventurieri, ora risaliamo in sella e vi mostro l'altro accesso a questa spiaggia, quello più semplice, tutto asfaltato. Insomma, io sono voluto passare qui dalla laguna perché è molto suggestivo lo scenario, arrivarci attraverso la passerella in legno come avete visto. Vedete, l'accesso più semplice per chi possiede una moto da strada o comunque non vuole fare lo sterrato è questo. Si prosegue lungo la stradina asfaltata e si arriva al parcheggio. Vedete, qua ci sono tutta una serie di ville, una zona turistica. Vedete, questo è il secondo accesso, tra l'altro c'è l'alberello di Natale ancora. Vedete, qui c'è l'alberello di Natale che allestiscono ogni anno. Lasciamo Porto Taverna, vi faccio vedere il comune costiero di Loiri Porto San Paolo.
invece l'ho raggiunta per via secondaria, passando per le frazioni dell'entroterra, un percorso alternativo e scenografico sicuramente. Vedete, ora stiamo facendo ingresso a Porto San Paolo, lui di Porto San Paolo, la cittadina costiera. Questa è la parte costiera del comune. Ora facciamo giusto un passaggio veloce nella via che conduce al porto. Anche qui ci sono ancora degli addobbi natalizi. Vedete, proseguiamo per il porto, così vi mostro il lato costiero di questo comune con le sue bellissime spiagge che abbiamo appena visto di Porto Taverna. Vedete, anche qui c'è una sede comunale, municipio. Qui ovviamente ci sono anche vari servizi, supermercati che al momento sono chiusi. Andiamo a svoltare di qua. Qui c'è proprio il porticciolo turistico. Wow, guardate che veduta anche di qua. Spettacolare. Sono scortato da due ragazzini. Vi metto su YouTube adesso. Ti metto su YouTube. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura qui tra le bellezze dell'entroterra e della costa di Porto San Paolo volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionato